Siamo qua di fronte ad Euleria, nella splendida cornice di Factory, progetto Manifattura Rovereto. Euleria, la nostra azienda, è nata nel febbraio del 2020 ed è una società che si occupa di riabilitazione fisica. In particolare utilizziamo dei sensori inerziali che servono a misurare i movimenti del corpo e di realizzare software che, interagendo con questi sensori, consentono o di fare delle valutazioni, come stiamo facendo adesso con le ragazze del Trento Calcio, o di effettuare programmi riabilitativi con esercizi in clinica o anche comandati da remoto in un vero e proprio servizio di teleriabilitazione. Con le ragazze del Trento stiamo eseguendo dei test di equilibrio, forza, velocità e agilità. Dei test che sono stati progettati inizialmente come un ritorno allo sport dopo ricostruzione del crociato anteriore, ma che in questo caso vengono utilizzati proprio per fare una valutazione di queste aree. Ogni test che viene effettuato dalle ragazze viene confrontato con dei valori normativi dello stesso gruppo di riferimento in termini di età e di sesso. Il progetto col Trento Calcio Femminile ha lo scopo di creare una carta di identità motoria delle atlete. Le atlete stesse verranno testate in 2 momenti separati della stagione secondo le caratteristiche di gestione equilibrio, forza, agilità e velocità. Questo permetterà di appunto avere un'informazione riguardo alla loro performance, la valutazione del loro ritorno all'attività in sicurezza e fare prevenzione di infortuni. Allora, questo test quanto e come può servire per il preparatore del calcio? Prima di iniziare una stagione è molto importante personalizzare la preparazione atletica. Quindi quando uno è preparatore conosce le macro aree dove deve lavorare, può ovviamente personalizzare tutto il percorso della preparazione, quindi assolutamente prima della stagione, prima di iniziare la preparazione. La seconda fase più importante per il test è nella metà della stagione, come lo facciamo per esempio questa settimana, e alla fine della stagione, così riusciamo a vedere se ci sono miglioramenti e se c'è ancora macro aree da lavorare. Questa batteria di test, il Bike in Action, può servire ovviamente sia per la squadra sia per ogni singolo calciatore. Per i preparatori, perché i preparatori riescono a trovare sempre le macro aree da lavorare per una squadra, perché è sempre un lavoro di squadra il calcio, quindi le macro aree non solo di uno singolo ma anche della squadra, per migliorare ovviamente la performance, ma anche per ogni singolo, così riescono a prevenire gli infortuni, che per gli infortuni tante volte il lavoro di infortunio deve essere individualizzato per ogni singolo, ma anche per la performance, per ottimizzare la performance di ogni singolo calciatore.